L'effetto generato dal coronavirus ha provocato e continuerà a provocare sull'economia della nostra provincia un danno incalcolabile. Per questo motivo le forze produttive hanno organizzato un'assemblea pubblica convocando la Deputazione regionale e nazionale per conoscere le azioni che si stanno prendendo per fronteggiare la crisi. È un tema che riguarda l'intera nostra comunità. Per tale motivo si è svolta un'assemblea presso l'Hotel della Valle con tutti gli operatori, un confronto importante, attivo e fattivo. Ma intanto porre l'accento su quella che è la difficoltà delle imprese, soprattutto turistiche del territorio, a seguito del coronavirus e anche e soprattutto della cancellazione della festa del mandorlo in fiore. Abbiamo subito tantissime cancellazioni, arriviamo quasi al 65% delle prenotazioni che erano già confermate, e naturalmente questo ci pone in serissima difficoltà anche nei confronti dei nostri dipendenti, perché saremo costretti a non prendere gli stagionali. Quindi oggi abbiamo organizzato qui insieme agli albergatori ma anche a tutte le forze produttive, quindi un'assemblea aperta non soltanto alle imprese ma anche alla politica, proprio per porre l'accento su questi temi e cercare di capire cosa la politica sta facendo di concreto in favore di questa tipologia di imprese. Abbiamo delle nostre proposte che faremo non soltanto a livello nazionale ma a livello regionale ma anche a livello comunale, e quindi le esporremo alla Deputazione regionale e nazionale presente, cercando di far leva appunto sui temi dell'economia siciliana che si trovano in grandissima difficoltà. Ecco, intanto la CNA si sta muovendo anche a livello nazionale nel tavolo con il governo, con l'assessorato al turismo, con il Ministero del Turismo, con il Ministero dello Sviluppo Economico, ma anche a livello regionale, a livello locale bisogna essere presenti, bisogna portare avanti le rivendicazioni di quella che è una filiera turistica ricettiva, quelle che sono anche tutti gli attori che fanno parte di questo settore, per cercare di limitare quantomeno i danni di questo devastante impatto dovuto al rischio contagio del coronavirus. Però dobbiamo anche capire che ci sono le imprese che rischiano di chiudere battenti. Da nord a sud il comparto turistico nel suo complesso, non parliamo solo delle strutture turistico-ricettive ma anche di tutto l'extraalberghiero, dei camping, degli agriturismi, degli NCC, delle guide turistiche. Il sistema è andato in tilt grazie a questa isteria, diciamo così, nella comunicazione e soprattutto nella comunicazione, che noi non volevamo venisse contingentata, ma venisse data una corretta ed equilibrata informazione che avrebbe evitato certamente questi gravi danni che l'intero comparto turistico oggi sta subendo. Da nord a sud e Agrigento chiaramente non si è tirata indietro con un annullamento probabilmente avventato, una scelta avventata di annullare questo Festival internazionale del folklore, che per noi albergatori agrigentini rappresenta l'inizio della stagione primaverile. Oggi facciamo i conti con i danni. Qua non siamo tanto per parlare, per chiacchierare, ma per confrontarci e per capire cosa possiamo fare in un secondo decreto, perché come lei ben ha detto il primo decreto è servito a colpire e a dare un sollievo alle aree più colpite, le cosiddette aree rosse, Piemonte, Veneto e Lombardia. Oggi invece si parla di un nuovo decreto che arriverà presto in Consiglio dei Ministri e partirà proprio dal Ministero delle Finanze, di cui sono molto vicino, che serve dare un aiuto economico sostanziale a quelle aziende più colpite in tutto il territorio nazionale, partendo proprio da quelle del turismo. Si stima un danno generale circa di 2,5 miliardi di euro, e ovviamente noi dobbiamo mettere in campo misure economiche che possano dare respiro a queste aziende e permettere una ripresa più veloce. Cosa chiedere? Ci sarebbe da chiedere tante cose, soprattutto alla prossima amministrazione comunale, a quella che andrà a crearsi. Oggi c'è la deputazione regionale, nazionale presente, quindi significa che il problema quantomeno è attenzionato. La Sicilia non è un'area rossa oggi delle zone di pericolo del coronavirus, ma sicuramente il nostro settore è in fortissima crisi. Studieremo insieme, noi abbiamo già qualche idea certamente da poter proporre in questa riunione, ma non può essere risolta ad Agrigento o in Sicilia. Ci vuole un forte raccordo tra l'amministrazione locale, la deputazione regionale e il governo nazionale, quindi chiederemo un forte raccordo e una grossa attenzione, diciamo, sulle strutture ricettive della nostra città. Intanto vediamo di capire anche
i tempi in cui questa problematica del coronavirus terminerà e questa emergenza, perché questo è fondamentale, ma nell'immediato bisogna supportare i comparti produttivi, a cominciare da quelli evidentemente del turismo, perché sono quelli che oggi hanno avuto una ricaduta maggiore e immediata. Allora cosa dico io? Ascoltiamo le proposte e vediamo sinergicamente quali sono le opportunità e le misure che possiamo mettere in campo, con poche parole ma soprattutto con tanti fatti. In questo momento intanto la presenza è fondamentale per ascoltare appunto quali sono le gravi situazioni che si stanno sviluppando in questi giorni dalle disdette appunto di molti turisti nei confronti di molte strutture alberghiere. Questo è un danno per quello che sta avvenendo con il coronavirus, è un danno molto importante per il nostro territorio, che già di suo ha grave carenze e difficoltà, perché ricordiamo sempre che siamo l'ultima provincia in Italia, quindi oggi bisogna mettere delle politiche regionali e delle politiche nazionali immediate per dare una mano a tutti coloro i quali muovono l'economia nel nostro territorio. Sindaco, che risposte dare effettivamente agli operatori del turismo che in questo momento sono tutti riuniti? C'è un'emergenza che è globale ma soprattutto italiana in questo momento, poiché l'Italia vive di turismo in senso strategico, in senso pieno, basta vedere il contributo che al PIL il turismo dà. Agrigento vive sostanzialmente di turismo e siamo una di quelle aree particolarmente colpite dal fenomeno. Allora, posto le iniziative che sono già in cantiere da parte del Governo nazionale, poste le iniziative di cui si dice siano in gestazione da parte del Governo regionale, anche Agrigento deve, per la parte che gli compete, il Comune, insediare subito un tavolo tecnico all'interno della consulta per il turismo, che va immediatamente insediata, per immaginare azioni di promozione, quindi destinare più parte della tassa di soggiorno, per esempio immagino, verso quelle iniziative di promozione che possano essere sviluppate in un periodo breve.